dello Spirito Santo. Amen. Che nome date alle vostre bambine? Per noi vi Carmela Pia. Che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori, chiedendo il battesimo per le vostre figlie, voi impegnate a aiutarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? Sì. E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Sì. Noemi e Carmela Pia, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce, e dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete sulle vostre bambine il segno di Cristo Salvatore. In quel tempo Gesù risorto disse ai suoi discepoli: è stato dato a me ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate i miei discepoli in tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla consumazione di questo mondo. Parola del Signore. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per queste bambine chiamate alla grazia del battesimo, per i loro genitori, i padrini e le madrine e per tutti i battezzati. Rispondiamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché queste bambine siano illuminate dal mistero della tua morte e risurrezione, rinascano a nuova vita e siano incorporate alla tua santa Chiesa, noi ti preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventino fedeli discepoli e testimoni del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Perché da te guidati camminino in santità di vita e giungano alla vita eterna, noi ti preghiamo. Perché i loro genitori, i padrini e le madrine diano ad essi con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore le loro famiglie, noi ti preghiamo. Perché tu ravivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo. E adesso chiediamo l'aiuto di tutti i santi perché possano proteggere queste bambine nel corso della loro vita. E quindi ad ogni vocazione rispondiamo: prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi. San Giovanni Battista, Prega per noi. San Giuseppe, Prega per noi. Santi Pietro e Paolo, Pregate per noi. Santa Noemi, Prega per noi. Beata Vergine Maria del Carmelo, Prega per noi. Sant'Antonio di Padova, Prega per noi. santi e sante tutte di Dio, Pregate per noi. mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera queste bambine dal peccato originale e consacrale il tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Amen. Di un tuo glorioso segno di salvezza, vi fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Una parola per spiegare. Una parola per spiegare questo segno. Io ho avuto con il petto delle bambine con l'olio, segno che
dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua. E dopo la sua resurrezione, come a voi discepoli, andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa, fa scaturire per lei la sorgente del battesimo, infondi in quest'acqua per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico Figlio, affinché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella notte e con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova e rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in loro sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede nella Chiesa nella quale i vostri figli vengono battezzati. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Adesso ripetete con me. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Volete dunque che Noemi e Carmela Pia ricevano il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo confessato? Sì, lo vogliamo. Carmela Pia, io vi battezzo nel nome del Figlio e del Figlio e dello Spirito Santo. Io vi battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso deve stare con la stessa posizione, anche lo stesso. Proprio nello stesso angolo. Sì, deve stare nella stessa posizione. Tolgi un po' il cartellino, signore, adesso deve essere aspetta che fa la Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ha liberato dal peccato e vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo popolo. Egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote e re profeta, siate sempre membri del suo popolo.
bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna. Amen. Vedi che tentoni lo faccio? Vedi che ti regalo, vedi che Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrini e madrine, affidate questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che le vostre bambine, illuminate da Cristo, vivano sempre come figli della luce e perseverando nella fede vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire sordi e parlare muti, vi conceda presto di ascoltare la sua parola e di professare la vostra fede all'onore e gloria di Dio Padre. Amen. Fratelli carissimi, queste bambine rinate nel battesimo vengono chiamate e realmente sono figlie di Dio. Nella confermazione riceveranno la pienezza dello Spirito Santo. Accostandosi all'altare del Signore, parteciperanno alla mensa del suo sacrificio e nell'assemblea dei fratelli potranno rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Ora è il loro nome, nello spirito dei figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica voi mamme qui presenti, e come ora siete riconoscenti per il dono della maternità, così con i vostri figli vivete sempre vivendo di grazie in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica voi padri di questi bambini, insieme con le vostre spose, siate per i figli i primi testimoni della fede, con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che ci ha fatto rinascere dalla vita nuova, dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi tutti, perché sempre e dovunque siate